Allora, la nostra attività è un'antica distilleria che nasce nel 1824, per cui tra pochi anni facciamo il 200° e produciamo oltre 160 prodotti, per cui la caratteristica principale della nostra distilleria artigianale è quella di avere veramente una gamma molto ampia di prodotti, perché vanno dalle grappe invecchiate, ai liquori storici, a dei prodotti proprio legati anche alla tradizione liquoristica italiana. La linea proprio che facciamo legata alla produzione, alla storicità dei liquori distillati italiani si chiama proprio Spiriti dei ricordi. Vi faccio qualche esempio, il rosolio ad esempio, un prodotto che facciamo ancora con le vecchie ricette manoscritte che trovate all'interno della parte museale, l'Archibus ad esempio, un liquore fatto con l'erba tanaceto, un anisette, e il nocino fatto ancora come la tradizione vuole con i malli di noce raccolti, tra l'altro tutti polesani, raccolti la notte di San Giovanni, la certosa, un altro liquore storico. Tutti questi liquori, ecco, non hanno tanto una valenza o non sono una valenza commerciale, ma per noi è sempre stato un po' un pallino di non disperdere quella che era una tradizione legata proprio a un mestiere così antico, a un saper fare così antico, e per cui mantenendo queste ricette che magari, ecco, per molte persone sono anche prodotti che non hanno mai assaggiato, se non quando vengono all'interno dello spazio aziendale, che non sanno nemmeno che cosa sono. Il museo d'impresa, sì, censito come museo d'impresa, fa parte del sistema museale provinciale. È un museo legato proprio alla storia della nostra famiglia, alla storia del nostro mestiere. È un museo visitatissimo, abbiamo 10.000 visite l'anno in un paese di 1.070 abitanti. All'interno si trovano delle collezioni legate ai ferri del mestiere, per cui gli antichi alambicchi, antichi macchinari, ma anche proprio la produzione antica, per cui delle bottiglie che hanno 150 anni ad esempio, in cui si può mettere a confronto anche quelle che sono tutte le ricette, le vecchie ricette antiche, e per cui le persone che vengono a visitare il nostro museo hanno anche la possibilità di fare un percorso didattico in cui si mettono alla prova, ad esempio attraverso i sensi, il riconoscimento di alcuni profumi, direi profumi veramente legati ai ricordi che hanno. Mi viene in mente, prima citavamo il rosolio, questi prodotti antichi, che quando uno lo annusa anche senza degustarlo, molto spesso mi dicono: ma questo è il profumo della credenza dei nonni. Ecco che hanno un valore veramente più legato al recupero di un'emozione piuttosto che un valore commerciale questi prodotti. Allora, che cosa ci caratterizza? Beh, indubbiamente un'estrema flessibilità. L'azienda è abbastanza eretica in questo, non è una distilleria classica magari che fa solo grappe o che fa solo liquori dolci o che fa solo liquori, ma è davvero, forse questo anche legato alla lunga storia che abbiamo, una stratificazione di tantissime produzioni, per cui un'estrema flessibilità, un'estrema voglia anche di metterci alla prova, di non essere mai contenti di quello che facciamo, e queste forse sono caratteristiche positive. L'altro aspetto è anche quello di essere un'azienda molto aperta. Ecco, abbiamo tantissime visite, come dicevo prima, e questa è una caratteristica che non appartiene forse al mondo dell'artigiano. L'artigiano di solito ama più rimanere chiuso al proprio interno della propria azienda, non far conoscere il proprio saper fare. Invece, ecco, noi da sempre abbiamo questa voglia di incontro, di relazione, per cui le persone vengono, diventa un punto proprio di confronto sulle produzioni, sulle ricette, e molto spesso nascono anche dei prodotti nuovi, magari perché qualche nostro cliente ci racconta di aver trovato le ricette, aveva magari dei parenti che facevano il nostro mestiere che poi per varie vicissitudini hanno chiuso l'attività, e per cui per noi, ecco, diventa davvero una continua relazione autentica, ecco, non prettamente legata a un discorso prettamente commerciale. Questo forse è anche una caratteristica dove si respira proprio la familiarità. Ecco, chi viene alle antiche distillerie mantovani ha proprio l'impressione di entrare all'interno di una famiglia, e questo è un aspetto che non vogliamo nemmeno perdere, ecco, pur magari negli anni crescendo. Riproporre dei liquori distillati
che non abbiano magari un valore commerciale, ma abbiano semplicemente il desiderio di non perdere la memoria di quel prodotto. Alcuni liquori distillati, molte persone non avrebbero avuto l'opportunità di degustarli se non glieli avessimo fatti noi. Non esistono più quelli che vi ho citato prima, ma tanti altri, insomma, ecco, questa continua evoluzione dell'azienda nel non fermarsi mai nel fare, poi ecco, molto spesso questo non fermarsi è anche il recupero di antiche ricette che hanno questo valore. Ma il rischio c'è, questo c'è per qualsiasi tipo di impresa. In questo momento sto pensando molto semplicemente anche a un tema di cui si discute sempre, che è il passaggio generazionale, per cui qualsiasi impresa, che tu, la nostra ha 6 generazioni, ma anche se hai un'impresa che ha una generazione, soprattutto della nostra dimensione, che è il 90% delle dimensioni delle aziende italiane, ecco il rischio che se non ci sia qualcuno della famiglia che continua la storia aziendale, chiaramente diventa difficile, ecco, che l'azienda possa avere un futuro. È anche vero che le aziende familiari statisticamente sono quelle più longeve, per cui speriamo, ci auguriamo, senza magari, ecco, essere troppo e questa è una cosa che io ripeto sempre in molte interviste, il fatto che i nostri genitori, parlo nostri nel senso mio e di Anna che con me, ecco, conduce in questo momento le antiche distillerie Mantovani, non hanno mai insistito perché noi proseguissimo l'attività. Ecco, questo non sentirsi la spada di Damocle nel dire se non ci siete voi finisce tutto, vuol dire un po' sceglierla. Ecco, credo che un'attività di questo genere, un'attività tradizionale, deve comunque essere sicuramente, diciamo così, condotta per mano in modo molto, con tanta passione certamente, ma anche con una libera scelta, ecco, senza sentirsi a tutti i costi una responsabilità nel terminare un'azienda che ha quasi 200 anni. Ma allora, le criticità sono quelle di magari perdere, sfilacciare e non accettare i tempi lunghi del nostro mestiere, ad esempio, no? Magari lavorando dei semilavorati, prendendo già delle cose fatte. Ecco, il volere in qualche modo risparmiare tempo può essere un grosso rischio. Ecco, bisogna, nel nostro mestiere il tempo non è mai tempo perso, è un tempo che dà i suoi frutti proprio perché si sa aspettare. Questo può essere un rischio, nel senso che il mercato ti dà la possibilità magari di trovare degli ingredienti più semplici da lavorare di quelli che lavoriamo noi, partendo anche dalle botaniche, proprio dalle botaniche a volte fresche, a volte magari essiccate, ma partendo proprio dalle materie prime. Questo può essere un rischio di perdere anche quella, io dico, quel rischio e quella magia di non sapere mai che cosa esce come risultato finale. Se tu utilizzi e standardizzi troppo la produzione, come si può fare, certamente hai una serenità in più da una parte, però perdi quella magia, perdi quell'azzardo che però, se riesce, chiaramente ti dà, oltre a una soddisfazione personale, ti dà un'eccezionalità di prodotto. E questo, ecco, a volte questo rischio non tutti hanno così il coraggio di prenderselo. Questo potrebbe essere, ecco, in prospettiva, una dimensione importante del nostro lavoro che si potrebbe perdere, ecco, questo sì.